Non si sa mai, si può ripetere, sono 3-4 giorni che va avanti così. Loro generalizzano, dicono che sono tutti delinquenti, gentaglia, ma sono solo giovani francesi. Io non condivido il metodo di questi ragazzi, ma hanno fatto marce silenziose, hanno fatto denunce e non hanno funzionato. La rabbia di Asna, francese di terza generazione, vive alla periferia nord. Si guarda i danni delle ultime 2 sere, si pensa a quella in arrivo. C'era ancora la luce quando sono iniziati gli scontri e gli incendi. Poi è calata la sera. I manifestanti tengono lontana la polizia con petardi e mortaretti. Poi preparano le barricate. Un'auto incendiata esplode in centro. Un'altra della polizia viene presa a calci. Nelle vie dello shopping iniziano i saccheggi. La borsa viene vandalizzata, ma lì non c'è nulla da prendere. Chi registra questo video ha la frase pronta per affibbiare etichette che alimentano altre fiamme. Non ci sono che arabi e africani, dice. La polizia blocca un rider in motorino con modi che non aiutano la calma. Alla periferia nord, la zona più turbolenta di Marsiglia, altre auto in fiamme, altre barricate, dove oggi Rashida, mediatrice culturale, dice che manca tutto: soldi, pane, assistenza. E adesso vedete cosa succede? Perché i quartieri nord sono dimenticati, la cartina francese è divisa in 2 e noi non compariamo da nessuna parte, non esistiamo.